Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Fratelli Cellino. La qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Valerio, nei 22 ettari della Sottacarbo, un'area che è stata completamente rivalorizzata da una delle principali aziende negli scenari internazionali per la ricerca e per l'applicazione di tecnologie innovative nel campo dell'energia, è nato anche il recupero di un laboratorio che in realtà ne prevede 5 al proprio interno, che lavorerà l'idrogeno e i combustibili U-Fuel, quindi parliamo di futuro, parliamo di energie che abbiano costi compatibili, non inquinanti, sostenibili. Il tutto è costato 12 milioni di euro ed è un finanziamento del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È stato salutato dalle principali autorità del settore come una delle perle dell'intero sistema che andrà a fare la Sardegna più forte e più competitiva. Ingegner Porcu, che tipo di obiettivo è questo dell'aver realizzato i laboratori che lavoreranno l'idrogeno verde? Beh, è un obiettivo molto importante, è un obiettivo intermedio ma molto importante nel percorso di costruzione di una nuova Sottacarbo che sia dotata di tutti gli strumenti per sviluppare le più avanzate tecnologie che consentano di realizzare una transizione energetica giusta sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico e sociale. I nuovi laboratori si integrano con quelli già esistenti, avremo la possibilità di testare e sviluppare gli elettrolizzatori di nuovissima generazione, avremo la possibilità di sviluppare tecnologie per il recupero delle materie rare dagli scarti industriali, cioè la Sottacarbo oggi si colloca in un contesto europeo come un unicum per quanto riguarda la disponibilità di infrastrutture di ricerca che vanno dalla ricerca di base fino alla sperimentazione preindustriale. Ecco, ma se lei dovesse raccontare a un cittadino comune quali possono essere nell'immediato o nel breve periodo i benefici dal punto di vista energetico, cosa direbbe? Beh, dal punto di vista energetico noi oggi abbiamo un problema ambientale che è globale. Il surriscaldamento della terra non è evitabile se non interveniamo per ridurre le emissioni di anidride carbonica. Ridurre le emissioni di anidride carbonica sta determinando politiche più o meno rigide e severe che determinano sconquassi a livello dell'economia globale, quindi le tecnologie possono dare la risposta che è quella che serve, cioè quella di tutelare l'ambiente senza creare problemi alla situazione generale, economica e sociale, quindi le tecnologie sono molto importanti. I laboratori sono e diventano un polo avanzato e innovativo che ha pochi riscontri anche in ambito nazionale. Lavorare l'idrogeno verde o gli e-fuels cosa significa? Beh, l'idrogeno verde è un modo per produrre energia che non emette anidride carbonica, ma per produrre l'idrogeno verde serve l'energia verde, cioè le fonti rinnovabili, eolico, idroelettrico o fotovoltaico, oppure il nucleare.
Quindi a monte dobbiamo produrre energia verde, la possiamo accumulare con l'idrogeno, dopodiché possiamo sviluppare tecnologie che consentono di produrre dall'idrogeno più l'anidride carbonica i cosiddetti combustibili per l'aviazione, che sono fondamentali, altrimenti la decarbonizzazione del trasporto aereo non riusciamo a farla. Il progetto che avete presentato si è classificato tra i primissimi in oltre quasi 300 che sono stati per questo segmento di innovazione tecnologica, che sono stati come dire, valutati. Che tipo di lavoro c'è stato dietro? Quando è che avete intuito che si doveva percorrere questa strada? Beh, Sottacarbo è salita sul podio ripetutamente, al terzo posto a livello italiano, sia per quanto riguarda i laboratori dell'idrogeno, dove noi abbiamo presentato un progetto che parte dalla ristrutturazione di un edificio della vecchia miniera del carbone per realizzare questi laboratori che inauguriamo oggi. Per quanto riguarda poi la Hydrogen Valley, che è un progetto di produzione dell'idrogeno verde destinato ad alimentare i pullman dell'ARST di questo territorio, siamo arrivati terzi lo stesso nell'ambito del PNRR. Quindi cosa ci è voluto? Ci è voluto la capacità di capire che un progetto tecnologicamente avanzato deve essere anche inserito nell'ambito delle esigenze di un territorio. In questo caso noi abbiamo collegato la produzione dell'idrogeno al trasporto pubblico locale, quindi siamo una delle poche realtà che oltre a produrre l'idrogeno verde abbiamo anche già il destinatario finale, l'utilizzatore finale che lo utilizzerà. Sottacarbo mette un chiodo importante, se casomai lo ribadisce, questo chiodo importante per quanto riguarda ricerca nell'ambito del territorio sulcitano e nel cuore di Carbonia. Lei come la vede? In maniera, come dire, non da assessore ma da tecnico? Ma sicuramente Sottacarbo, fuori da ogni dubbio, rappresenta un'eccellenza nel panorama regionale rispetto a una società che fa ricerca applicata e che mette a disposizione strumenti importanti per poter valutare e considerare quelle che sono le politiche regionali in materia, in questo caso energetica. Oggi è una giornata importante perché viene inaugurato un altro pezzo importante dove molte lavoratrici e lavoratori potranno svolgere la loro attività. Tutti i progetti in programma sono in fase avanzata di realizzazione, quindi che si può dire, siamo molto soddisfatti e grati alla società Sottacarbo per il contributo che sta dando a Regione Sardegna e quindi all'intera, come dire, popolazione della Sardegna dal punto di vista della ricerca, soprattutto su un tema quale quello energetico, che come è noto è un tema di particolare interesse. Ecco, particolare interesse il tema energetico lo riscuote in un'area dove continua a avere delle criticità. Qual è la vostra posizione? Adesso glielo chiedo da assessore all'industria. Ma sicuramente oggi siamo nel Sulcis Iglesiente. Il Sulcis Iglesiente, come è noto, è un territorio che ha sicuramente criticità dal punto di vista economico, dal punto di vista dell'occupazione, ma società come questa possono mettere a disposizione anche delle risorse. Gli investimenti che si stanno facendo significa comunque occupazione, lavoro e quindi ritengo che sempre di più si debba andare in questa direzione. Queste buone pratiche sono l'esempio di come un territorio possa sicuramente a pieno titolo far parte di una ripresa economica e industriale legata anche alla ricerca in ambito regionale. Si può trarre una sintesi, come dire, incoraggiante, c'è la regione, ci sono le università sarde, quella di Cagliari in particolare, arriva un delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri legato alla coesione e alle infrastrutture. Questo tipo di, come dire, di sinergia è più promettente e incoraggiante, appunto. Ma sicuramente il nostro è un territorio che ha una vocazione industriale molto forte, che purtroppo ha avuto un certo declino negli anni, su cui noi continuiamo a dire poter essere un filone comunque di attività, anche di ripresa produttiva dello stesso territorio, ma quella industria storica di cui tutti conosciamo i pregi e i difetti dobbiamo comunque affiancare anche una nuova industria che può nascere grazie a queste attività di ricerca. Quindi io sono molto ottimista nel valutare la prospettiva di questo pezzo di Sardegna, ma del resto della Sardegna, partendo da un presupposto che secondo me è essenziale: un territorio moderno, all'avanguardia, non può vivere senza produzione industriale. Tutte le attività di ricerca come quella che Sottacarbo mette
mette in campo sono propedeutiche poi a una attività di tipo industriale di produzione, e questo può essere anche il futuro, insieme ad altre attività, chiaramente il turismo, l'accoglienza, l'agricoltura, la pesca eccetera, devono andare a costituire un mix perché un territorio come quello del Sulcis Calesiente, ma questo ovviamente principio vale per tutta la Sardegna, possa ovviamente avere una importante prospettiva dal punto di vista economico. E l'intera isola possa finalmente affrancarsi dall'uso del carbone? Ma certo, la decarbonizzazione è un nostro obiettivo, noi dobbiamo chiudere le centrali a carbone, ovviamente su questo scontiamo una certa titubanza e incertezza da parte del decisore politico nazionale. Da poco il ministro Pichetto Fratin ha dichiarato, come dire, la necessità di tenere in marcia come a servizio del sistema elettrico le nostre centrali a carbone fino al 2038, mi sembra un po' troppo francamente. La sinergia con Sottacarbo dell'Università di Cagliari è di vecchia data. Inaugurano questi laboratori che sono dedicati, innovativi, all'avanguardia, dedicati soprattutto alla lavorazione dell'idrogeno verde, mettiamola così. Dal punto di vista tecnico, lei come valuta questo passo avanti dell'azienda di Carbonia? Beh, è un grande passo avanti per l'azienda di Carbonia, per la Sardegna, per l'ecosistema regionale dell'innovazione, che abbiamo un progetto che si è appena concluso ma che in realtà sta partendo perché l'ecosistema deve continuare a vivere. Questo è un esempio di ecosistema. La Sardegna ha la possibilità di produrre idrogeno verde in diversi modi, partendo dalle biomasse, partendo dall'energia verde, e quindi insomma, dobbiamo metterci a sistema e la Sardegna può diventare un hub di produzione di questi combustibili verdi, e quindi insomma tutto quello che fa sistema, e Sottacarbo è un player importante, ha tanti brevetti, ha tante soluzioni, l'università ha un bagaglio di ricerca incredibile, l'importante è lavorare insieme e lo facciamo con successo. Ecco, l'assessore Emanuele Cani, assessore regionale all'industria, sottolineava come sia davvero importante trovare questa sorta di sintesi tra i vari player. Ai decisori politici l'Accademia cosa chiede? Di avere il coraggio di far capire a tutti quanto è importante procedere su questa strada dell'innovazione per il territorio. Ovviamente ne sono perfettamente consapevoli, però ci vuole coraggio perché le transizioni non sono mai facili da portare avanti, ci sono momenti di difficoltà e i decisori politici sanno come gestire questi momenti di difficoltà, però è importante procedere su questa strada perché è essenziale per il nostro futuro. Un tema chiave anche dal punto di vista di queste intese è la decarbonizzazione. Da recente il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha parlato del 2038 come soglia verso la quale tenere le centrali a carbone sarde. Non le sembra un periodo piuttosto dilatato, oppure è logico che questa transizione abbia questi tempi? Io non voglio entrare sulle scelte dei politici italiani che esprimono la volontà della nazione, ovviamente ottenuta attraverso il voto. Prima facciamo meglio è. Ci sono gli studi di ASVIS in questa direzione che sono abbastanza chiari, quindi prima facciamo meglio è. Ovviamente le transizioni vanno gestite, ci sono problemi di carattere sociale, economico, lavorativo, per cui io vedo soltanto il fronte della ricerca e dell'analisi costi-benefici. Ecco, per quanto riguarda la ricerca e l'analisi costi-benefici, prima facciamo meglio è. E l'Università di Cagliari è pronta? E noi siamo pronti, sì, assolutamente pronti, con tanta ricerca pronta, tante soluzioni che aspettano di fare quello che si chiama lo scale up e quindi di andare fuori dai laboratori e calare nel territorio. Dottoressa Sanna, recover alla Sottacarbo, una buona pratica, un esempio nel Sulcis, nel cuore del Sulcis, a Carbonia, che promette bene per quella che è intanto il tema di fondo, la decarbonizzazione, quindi laboratori che prevedono l'utilizzo e il lavoro sull'idrogeno e sui carburanti e-fuel. Detto questo, qual è dal suo punto di vista? Lei viene da Roma con un cognome sardissimo, quindi come la legge questa esperienza? Io la leggo come sotto vari profili, cioè questo è un successo come punto di partenza per questo territorio che ha fatto dell'energia, diciamo, che è la cui nascita, no? Affonda le radici proprio nella produzione di energia, e quindi questo progetto sembra restituire la sua vocazione originaria a questo territorio, ma con una visione molto più orientata al futuro. Dal punto di vista amministrativo un'ottima prassi, è forse la cosa che mi compete maggiormente dire, lascerei agli altri, diciamo, agli scienziati definire l'importanza di questo progetto, io non posso che prenderne atto.
è stato un esempio di correttezza amministrativa e l'ho messo in evidenza durante il mio intervento, perché riuscire a non sforare su quello che era il cronoprogramma imposto peraltro dall'avviso, che è stato seguito alla perfezione, tanto che oggi è il primo progetto che inaugura, ma anche in fase di selezione essersi collocato terzo su oltre 350, oltre no, ma 349 per la precisione, proposte arrivate da tutto il territorio del Mezzogiorno, che non ha nulla da invidiare in termini di merito alla ricerca, a mio avviso, rispetto al Nord, semmai ad scontare un problema di carenze infrastrutturali, ed è su questo che noi siamo intervenuti, perché non potevamo fare niente di più che dare dei soldi che si sono trasformati in un progetto innovativo di respiro internazionale e che noi ci auguriamo possa costituire un esempio di rilancio per questo e altri territori regionali e non solo, di tutto il Mezzogiorno d'Italia. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Esiste una terra famosa per il suo grano, dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione, che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima, perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino, Mastri Mugnai, dal 1955. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Da oltre 50 anni, Publi-A Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publi-A Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
Nell'oristanese l'evento Carmis 30 Experience. Padrino della manifestazione lo chef stellato Carlo Cracco, che è tornato a Cabra per uno show cooking nella cucina della cantina Contini per festeggiare i 6 lustri del vino bianco realizzato nel 1996 con un mix tra Vernaccio e Vermentino. È stato il momento più atteso di 2 giornate che si sono sviluppate tra musica e dibattiti con la partecipazione di 300 ospiti del mondo rurale e vitivinicolo regionale. La cantina della famiglia Contini, fondata nel 1898, ha promosso 2 eventi per celebrare una tra le etichette sarde più conosciute in Italia e nel mondo. Con la serata, che ha visto protagonista Cracco, c'è stato spazio per incontri su vino, territorio e mercato con studiosi ed esperti del settore. Oggi di Carmis si producono oltre 900.000 bottiglie l'anno, un piccolo record regionale che lo chef vicentino ha voluto festeggiare riflettendo sul futuro dell'enologia, tra dazi, etilometri e consigli dei dietologi. Un vino adulto che ha fatto la storia dei vini bianchi in Sardegna, uno dei più conosciuti. Insomma, che cosa rappresenta per voi come Cantina Contini e quali sono un po' le prospettive? 30 anni non sono pochi, raggiungerli con un vino che era nato come l'ennesimo tentativo di rivitalizzare la vernaccia giovane, poi ce lo troviamo dopo 30 anni con dei numeri decisamente più importanti, è veramente una bellissima sorpresa. È un vino che ogni anno ci dà dei riconoscimenti, ci dà delle soddisfazioni enormi e siamo sicuri che anche in futuro ce li darà, dipende poi sempre da noi, dai lavori che faremo, dalla serietà che avremo, però ti assicuro che l'impegno che profondiamo ogni anno nella produzione di questo vino è sempre il massimo, perché sappiamo che nel momento in cui molleremo poco a poco potremo perdere qualcosa. Abbiamo tutti che ci guardano, effettivamente un vino un po' iconico e guardato un po' da tutti, quindi sappiamo che ci dobbiamo sempre lavorare. Una bellissima serata perché Contini, che è probabilmente la cantina più antica di Sardegna, è riuscita a mantenere, a conservare, ma soprattutto a sviluppare anche qualcosa di nuovo. E quindi la cantina, nonostante questo sia un mestiere, diciamo, antico, no? Però che si rinnova sempre, che cambia, che si modifica, cerca sempre di cogliere le sfumature. Ed è importantissimo perché le persone hanno bisogno di essere a contatto con il mondo del vino. E quindi non ci devono essere barriere, bisogna entrare in cantina, capire tutto il lavoro che c'è dietro e portarlo avanti. Che cosa rappresenta per voi questo anniversario, questo trentennio importante? Per noi, diciamo, non sono solo 30 anni, non è solo un anniversario, ma è qualcosa di più. Il Carmis è diventato un'icona, un brand per l'azienda, ha dimostrato che lavorando l'uva Vernaccia con un taglio di Vermentino abbiamo dimostrato che con l'uva Vernaccia si poteva tenere un grande bianco d'aperitivo, tutto pasto, quindi un bianco che ha cambiato anche il modo di bere in Sardegna, quindi con uno dei primi bianchi con delle caratteristiche particolari come questa freschetta, aromaticità, questa tropicalità, un bianco che piace ai giovani, che ha avvicinato e continua a avvicinare i giovani al mondo del vino e soprattutto anche al mondo rosa, quindi le donne, lo dico a gran voce, hanno avuto un ruolo fondamentale per questa esplosione di questo vino, quindi sicuramente hanno amato subito questo vino ed sono stati più importanti di una qualsiasi campagna pubblicitaria o di marketing, quindi Carmis per noi è veramente importante sia a livello numerico, a livello di fatturato, ma a oggi è anche un'icona dell'azienda. Per iniziativa di ATECAP, l'associazione tecnico-economica del calcestruzzo preconfezionato,
appuntamento annuale per fare il punto sull'impatto sul mercato delle costruzioni delle nuove direttive europee in tema di sostenibilità ambientale e riduzione della CO2 nell'edilizia. Costituita nel 1991, è l'organizzazione di categoria che rappresenta e tutela gli interessi dei produttori italiani di calcestruzzo preconfezionato, promuovendo la qualità, la sicurezza e lo sviluppo del settore. Ingegnere, quanti sono fondamentali incontri come questo in tutte le regioni d'Italia? Allora, questi sono incontri fondamentali perché siamo in questo momento in un cambio epocale. Si entra dentro il famoso green, quelli che tutti parlano, però il fatto di costruire delle strutture in armonia con l'ambiente implica cambiare dalla parte di progettazione, di prescrizione, di produzione di materiali, di realizzazione e di tempistiche di uso delle strutture. Quindi cambierà il mondo e cambieranno le tecnologie. La progettazione e l'edilizia sono un volano del paese Italia, della nostra nazione, dove ovviamente un ruolo principale è quello della politica, ma poi arrivano gli imprenditori che sono alle prese sicuramente con le nuove tecnologie ma anche con la burocrazia. Sì, perché bisogna digerire il fatto che le nuove tecnologie comporteranno magari dei costi superiori all'apparenza, perché magari il materiale costa di più ma costa meno l'impatto sociale, cioè quindi noi utilizziamo dei materiali che arrivano da altre lavorazioni, quindi non creiamo cave nuove, non creiamo discariche, entriamo dentro nel mondo della tecnologia, della circolarità, ma tutto questo chiaramente ha un costo sia di produzione, di trasformazione dei prodotti, ma anche un costo in termini di tempistiche che potrebbero diventare più lunghe per poter usufruire delle nuove opere. Come ha trovato gli imprenditori sardi, visto che lei ha anche un osservatorio ovviamente regionale ma anche nazionale, cosa gli ha detto? Allora, diciamo che qui siamo quasi in un'isola felice, no? Oltre a essere proprio veramente in un'isola, perché i partecipanti a questo tipo di intervento oggi sono tutti dei tecnici del settore che queste cose le conoscono molto bene e hanno già di fronte i problemi di questo cambio epocale, quindi è molto più facile parlare. Oggi è un contesto particolare perché è stato molto più facile parlare perché parliamo la stessa lingua. È più difficile quando si entra magari nei professionisti veri e propri, quindi quello che sono ingegneri, architetti, geometri o periti, che comunque pur lavorando all'interno di questo mondo non conoscono ancora molto bene quello che sta avvenendo con questo cambiamento epocale del passaggio del famoso green. È fondamentale incontrarsi anche perché il calcestruzzo, essendo il prodotto da costruzione più utilizzato al mondo, è in continua evoluzione e adesso il calcestruzzo parla molto di sostenibilità. La sostenibilità è fatta dai materiali che lo compongono, quindi l'utilizzo adesso dei nuovi materiali riciclati, quindi andiamo incontro ai criteri CAM, aiutano parecchio la circolarità dei materiali da demolizione, ma soprattutto danno una mano al consumo minore del sottosuolo, quindi minore sfruttamento di materiali naturali e maggior produzione e recupero dei materiali riciclati. Dal suo osservatorio la Sardegna come si posiziona dal suo territorio? Quali sono le criticità o comunque i vantaggi di oggi? Allora, i vantaggi sono che c'è tanto materiale riciclato a disposizione, stanno nascendo tanti centri che recuperano materiale di demolizione. La criticità più grossa è che non vengono prescritti dai progettisti, quindi l'invito è quello ai progettisti di prescrivere quanto più possibile materiali con un alto contenuto di riciclati nel mondo delle costruzioni. Gli impianti in Sardegna, un po' come tutta Italia, iniziano ad avere una certa vetustà. Noi abbiamo iniziato nel settore dell'edilizia già diversi anni. Siamo un settore molto tradizionale, però come sapete c'è stata un'accelerata molto significativa in termini culturali negli ultimi anni, che ha investito sia ovviamente la parte impiantistica che la ricerca e sviluppo. In quanto produttori, per Heidelberg Materials abbiamo posto sempre un focus molto importante per quella che è la sostenibilità. In ambito cave, ovviamente, noi dobbiamo preservare le risorse naturali e il settore si sta ovviamente indirizzando verso materie sostenibili e quindi materiali riciclati, previsti dalla normativa.
produttiva. A livello di calcestruzzo ovviamente stiamo inserendo cementi a basso impatto di emissione CO2 e quindi questi convegni in ambito ovviamente anche ATECAP che coinvolgono tutta la filiera sono dei momenti di confronto fondamentali per noi, quindi utilizzare prodotti a minore impatto. Ecco, le nuove tecnologie, il green, anche l'intelligenza artificiale vi dà supporto? Assolutamente sì, come gruppo noi siamo ovviamente parte di una multinazionale, l'intelligenza artificiale sta giocando un ruolo fondamentale. Sino a qualche anno fa sembrava una cosa probabilmente futuristica, invece ci sta aiutando in tantissime fasi del controllo, sia ovviamente per la verifica delle materie prime, gli studi delle miscele, il controllo dell'efficienza degli impianti sia in termini di energetici che in termini di produttività. Quindi una cosa assolutamente lontana è già realtà. Noi abbiamo anche dei mezzi che operano all'interno delle cave, non è il caso della Sardegna nell'Italia per il momento, però sono con guida ovviamente senza operatore, con intelligenza artificiale. Telesardegna ormai ci segue da tempo, organizziamo almeno 1 o 2 volte all'anno questi seminari tecnici proprio per individuare quali sono le difficoltà dei clienti e del mercato nel seguire le nuove normative sull'edilizia, sui nuovi cementi che le cementerie ci stanno proponendo e avere un confronto con i tecnici sia dell'azienda che dei privati, dei nostri clienti. Ecco, ma cosa emerge da questi incontri? Ci diceva prima l'ingegnere che abbiamo intervistato che è un po' più facile avere un pubblico tecnico, diciamo, e poi il confronto, perché poi portare nella propria impresa, nel proprio territorio, i vantaggi anche delle nuove tecnologie. Assolutamente sì, questi incontri servono a far conoscere gli sviluppi che noi abbiamo, noi e anche altri abbiamo nelle nostre aziende con la ricerca, perché senza ricerca non si va da nessuna parte e noi cerchiamo di far conoscere ai nostri clienti gli sviluppi che ci sono attualmente legati al mondo dell'edilizia e del calcestruzzo, con tutti i nuovi prodotti che si vanno a studiare, a provare, a testare giornalmente e che servono a dare anche un'impronta green, come in questo momento è richiesto, inferiore a quello che il mercato ci chiede, insomma. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Da
oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Non dispensò più buon amore, a chi alla sbarra in piedi gli diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio. Morgan e Raimondo Schiavone, una coppia inedita per la prima nazionale di Politicamente Scorretto di Arcadia Editore al Teatro Carmen Melis di Cagliari. L'analista geopolitico è il menestrello senza filtri, l'osservatore del costume internazionale e il cantautore più anticonformista della scena musicale italiana, moderati dal giornalista Matteo Bruni, hanno animato all'unisono un'accesa condanna all'omologazione collettiva del politicamente corretto, intervallata dalle esecuzioni al piano di Morgan, da Beethoven a De André, da John Lennon ai Blue Vertigo, per una riflessione ad alta densità culturale e provocatoria, dalla metafisica agli outfit di Adolf Hitler. Dopo la formula chimica dell'amore, Schiavone passa all'equazione matematica dell'ipocrisia moderna, per sostare sulle relazioni moderne e quella trasparenza che ormai sembra essere il lusso di chi detiene il potere vero. Ma non è detta l'ultima parola, sempre che, per dirla con Schiavone, il linguaggio non diventi ambiguo strumento del patto sociale. Se tutti fossimo anticonformisti, l'artista cosa dovrebbe fare? Ma l'artista non è anticonformista perché deve, l'artista è anticonformista perché lavora sulla forma e perché la forma la smonta e la rimonta come vuole, perché è il suo oggetto di indagine. Per cui il problema del conformismo è l'univocità, è che non accetta le alternative. Per cui se tutti fossero anticonformisti, l'artista sarebbe ugualmente anticonformista e il mondo sarebbe migliore. Quali sono le red flags di cui si accorge, per cui capisce che il suo interlocutore in realtà sta utilizzando l'anticonformismo come una scelta estetica? Qui bisogna essere consapevoli della, come dire, quella che si chiama elicitation, cioè l'elicitazione, il cercare di comportarsi per avere una reazione da parte dell'altro, è un po' macchinoso tutto questo. Io sono più a favore della spontaneità che deve esprimere un'esigenza morale pura, che è disposta a entrare in contatto con il confronto con l'altro, ma non che è una strategia per riuscire ad ottenere qualcosa. La purezza è anche un po' l'ingenuità di dare senza pensare che questo può far avere un risultato, cioè dare perché è bello dare, dire perché è bello dire. E
non è perché si pensa che poi oggi siamo in un mondo troppo strategico, troppo meccanico, troppo complottistico. Noi dobbiamo tornare alla bellezza dell'esprimersi per urgenza umana, per urgenza proprio esistenziale. Il musicista si esprime. A tal proposito, lei diceva che il suo anticonformismo è stato a lungo strumentalizzato, e quindi per capire Morgan occorrerebbe ripartire dalla musica. Sì. Da cosa in realtà? Concretamente, da cosa vuole ripartire? No, per capire Morgan, così per capire chiunque abbia scritto, bisogna ripartire dall'opera. Quindi se c'è qualcuno che è interessato a sapere ma questo Morgan cosa diavolo fa, cosa ha fatto, qualunque cosa io abbia firmato, che sia una canzone, che sia una trasmissione televisiva, che sia un libro, che sia una poesia, ma che sia firmata da me, non da qualcun altro. Dal Morgan musicista. Da Morgan che è anche per esempio un autore di testi, non solo musicista, cioè l'importante è che non sia qualcosa che ci racconta qualcun altro, che è mediata, che non sia mediata, okay? Che non sia mediata. Io ho fatto cose molto diverse, tutte in cose in cui credo, ma se sono quelle che ho fatto io, se sono le originali, perché se stiamo parlando di qualcuno che racconta cosa io ho fatto, allora no, allora lì non è Morgan. Grazie Morgan, grazie mille, la lascio libera. Grazie davvero. Dottor Schiavone, lei è reduce dal meeting delle politiche del Mediterraneo, un impegno a capo del centro italo-arabo. In queste pagine si racconta un Occidente che dispensa norme che non segue in realtà. Ecco, chi dovrebbe leggere questo libro sul doppio standard? Ma questo libro parla anche di politica, di geopolitica, di morale, di doppio standard, anche di quella che è la capacità dell'uomo di esprimere il dissenso che viene chiuso, occultato dagli strumenti di oggi, da questa morale collettiva che esiste oggi nella società. Però il libro non è solo questo, il libro è anche un approccio sistemico all'ipocrisia attraverso la formula che ho coniato, che ho inventato, che ho cercato di mettere in questo libro. Cerco di far capire alle persone che l'ipocrisia esiste in tutti, non è una cosa che qualcuno può prescindere dall'ipocrisia. Il problema è capire quanto riusciamo a modularla, quanto riusciamo a limitarla. Ecco, questo libro può aiutare le persone che lo vogliono leggere a capire quanto probabilmente certi comportamenti sono eccessivi e quanto si può limitare l'approccio ipocrita alla vita, alle cose, alla morale, all'etica, a tutta una serie di cose. Lo faccio anche con degli aneddoti, anche delle cose vere, tante cose vere in questo libro. Dalla formula chimica dell'amore all'equazione sull'ipocrisia moderna dobbiamo aspettarci un trittico l'anno prossimo? No, perché dopo stasera e dopo quello che mi ha regalato Morgan stasera, una bellissima presentazione, un bellissimo evento, credo che non farò neanche più presentazioni. Un'ultima domanda unica. Dottor Schiavone, un'ultima domanda. Chi può godere il lusso di uno spazio franco dal politicamente corretto? Ma chi vuole essere libero, chi sceglie di essere libero. Chi sceglie di essere libero sta franco, come io sono stato libero l'altro ieri di invitare l'ambasciatore dell'Iran a Cagliari, tante critiche, tante pressioni, mi sono guardato per strada tante volte dietro, però non me ne frega niente, non me ne frega assolutamente nulla di quello che pensano gli altri e alla fine dimostreremo quelli che l'hanno pensata come me su questa cosa, parlo di questa cosa ovviamente, che abbiamo ragione noi, che forse il mondo se ci fossero più persone che cercano il dialogo nel mondo, che cercano la possibilità di parlare con gli altri, forse si vivrebbe tutti quanti meglio. Riccardo Mostallino, editore di Arcadia. Oltre ai 3 lussi di Arcadia, ormai tanti auguri. Le è mai capitato, oggi il tema è il politicamente scorretto, gli è mai capitato che gli autori, qualche autore della sua scuderia, stia autocensurarsi per allinearsi, magari inconsapevolmente, al politicamente corretto? Allora, una bellissima domanda questa, perché poi entra anche nel vivo di una polemica che si sta innescando per la partecipazione alla manifestazione di Roma di Più Libri Più Liberi, dove adesso viene chiesto un patentino di antifascismo, eccetera, eccetera. Però, per tornare alla tua domanda, no, fortunatamente non è mai capitato questo, anche perché in questi 15 anni c'è sempre stato un rapporto nei confronti dei nostri autori che ha permesso loro di esprimersi sempre in maniera molto libera, a prescindere dalle loro idee e dalle loro ideologie, perché una casa editrice dovrebbe dare parola,
sfogo a tutti quanti, non avere un tracciato politico, un'ideologia da perseguire, altrimenti vuol dire che parla semplicemente solamente a un gruppo di persone, mentre invece noi abbiamo, come dire, la necessità di parlare con tutti, anche perché il dialogo poi lo si fa con chi la pensa diversamente come te, non con le persone che la pensano uguale a te. Fino a dire che un nano è una carogna, di sicuro, perché ha il cuore troppo vicino al buco del culo. Vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami e diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche di una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi gli diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, conoscendo affatto la statura di Dio. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo mulino, nuove farine. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
Zavorza, Deu meu, zaidemi Zavorza. Tenide piedade, troppo manno e su dolore, quando appresso manno se minores. Mutu tu e me, che si può dare una roba di intepare male bu. Azzo dei miei bois a consolare. In cussora, ma companze de Nostra Signora. Ma companze de Maria. E te che eri pizza? No, mamma, che mamma ne bisogno di vostè. Piedade de me, de noisi, e così sia. Motore, audio partito, scena 1, take 3. Allora, Rita Fais, siamo qui nel tuo studio, nel silenzio, nella tranquillità. Io ho avuto delle notizie tue, hai scritto poesie, dipinto quadri, hai modellato delle statue, cioè l'arte ti pizzica proprio, ce l'hai. Poi però secondo me a un certo punto ti sei accorta che ti mancava un tassello. Cioè andiamo al di là di quello che è l'arte pura, quello il disegno, la pittura. Un film o qualcosa che trasportasse, ma soprattutto che ci fosse un soggetto che ti ispirava. E questo soggetto nasce da una tua poesia che si chiama Sacabadora, è stata premiata a Cagliari, diciamo così. Sacabadora l'ho scritto in sardo e anche tradotta in italiano per questo concorso in lingua sarda campidanese, solo che io l'ho scritta in loudorese e quindi la Sardegna è bella per quella. Diciamo che è stata premiata fuori concorso e quindi perché mi hanno riconosciuto il valore. E da lì, diciamo così, è partita l'idea di farne anche, mi sarebbe piaciuto farne un film. Questo come si chiama? L'abbiamo chiamato Satittu. Che tradotto in lingua per tutti? Il pianto funebre, diciamo così. Ascolta, c'è quindi una storia che tu hai cercato, poi a questo punto ti sei circondata ovviamente di un regista, di uno che dirige la parte tecnica, non so, non è la mia specialità, e poi è arrivato il momento di cercare gli attori. Gli attori, una l'hai trovata in casa, cioè tua sorella Assunta. Dopo 10 anni di stress da parte di mia sorella Assunta Fais, mi sono decisa effettivamente a rivivere non solo poeticamente parlando, ma anche a livello di personaggio, anche perché io da piccola l'ho conosciuta a Sacabadora in paese. Hai deciso che la tua idea ha portato a pensare a un film, che poi si è tradotto in un cortometraggio, ma diciamo così la prima pietrolina, il primo sassolino nella tua mente. Che cosa volevi dire? Cosa volevi fare con questo cortometraggio? Cosa volevi raccontare? La tua poesia? Riscattare la figura di questo personaggio. Riscattare la figura di Sacabadora. Cioè, di questo personaggio. Colei che accompagna la morte. Sì, parlare dell'eutanasia, di questo problema che è piuttosto attuale. Certo, soprattutto. A livello, ho voluto parlare anche della nostra cultura, non è solo qualcosa di cui si parla adesso, se ne parla ormai da... Una volta gettato il germe, proprio il piccolo seme, sono arrivati, presumo, dei problemi di carattere pratico, tecnico, cioè bisognava mettere in piedi una struttura. Allora, questo è un qualcosa che mi viene molto bene, diciamo, quindi ho organizzato tanti eventi, eccetera, quindi questa cosa mi è venuta molto spontanea e molto facile, cioè riuscire a trovare i personaggi e le persone effettivamente che potevano darmi una mano non è stato così difficile.
diciamo così, ho chiamato a rapporto tutti gli artisti che conoscevo, naturalmente poi anche loro mi hanno aiutato, per esempio io Mauro non lo conoscevo come regista. Stiamo parlando, diciamo nomi, Mauro Azzeni, che sarebbe il regista. sì, che Ecco. sinceramente non mi ha deluso. Meno male, fermati qui. Più difficile trovare qualcuno la parte di collaborazione tecnica o la parte di collaborazione artistica? No, non ho avuto difficoltà. Noi siamo stati un team molto affiatato, abbiamo lavorato benissimo insieme, eravamo tutti quanti e soprattutto riconosco la bravura di tutti, oltre che il cuore, diciamo che tutti quanti hanno preso a cuore questo progetto e si sono adoperati naturalmente tutti i livelli. È qui, esatto, è qui che volevo incastrare il personaggio principale. Il personaggio principale si Cavadora. E tu hai trovato in mia sorella. Quante persone ci sono in questo cortometraggio? Almeno una trentina di persone tra tecnici e attori. Ho capito. Il tutto in che tempo si è svolto? Allora, abbiamo usato 3 anni. 3 anni per 20 minuti. Al di là della parte artistica, la parte degli attori, c'era da trovare una location, sì, oppure, per non andare sempre in inglese, un posto dove farlo, dove girarlo. Ok, io ho deciso di farlo al mio paese, dove sono nata. Qual è questo paese? Monarcado, quindi mi sono rivolta al sindaco, mi sono rivolta a Paolo Congiu, perché Paolo è stato un ponte, diciamo così, perché Bonarcado Rissà un pochino andare tutti i giorni lì era difficile, quindi quando c'era da fare qualche richiesta o qualcosa, aprire le case, cercare delle... È il vostro uomo in Oriente, sì, va bene. Sì, lui era lì, poi... Stop, musiche. Ci vuole una... Durante tutto il lungometraggio la musica, diciamo che forse è fondamentale. Da dove l'abbiamo prelevata? Allora, la colonna sonora è nata in macchina. Eravamo io, Assunta e Giampiero. Allora, Assunta ha iniziato Crogu e Assunta a Panchine sorella. Allora, Assunta ha iniziato canticchiando. Eravamo in 3, dicendo, ci serve la colonna sonora, come la mettiamo? Allora Assunta ha detto, proviamo a farla così. Ha iniziato a canticchiare lei, no? E a modulare. E quindi siamo arrivati giusto a casa di Assunta. Gianpiero ha preso la chitarra e ha messo giù le note. Sì, le note su suggerimento di Assunta e mio. E abbiamo Animas, gli abbiamo dato il nome di Animas. L'ultima cosa, una volta che si è fatto un'opera, ci si è lavorato, si è trovato l'ispirazione, ci si è lavorato, sono scelti i tecnici, sono scelti gli attori, si è trovato la colonna sonora, dove si può vedere, dove lo portate, lo dovrete presentare da qualcuno che vi dica è bello, ci piace. Questo l'abbiamo mandato ai vari festival, abbiamo avuto anche delle conferme, qualcosa, vuole essere anche... Il fatto di mandarle ai vari festival vuole essere anche un modo per rappresentare e ringraziare tutte le persone che hanno contribuito con entusiasmo alla realizzazione di questo progetto. Al comune di Bonarcado, al Prolocco, per la disponibilità concessa nell'utilizzo di Casa Donna Maura e anche, soprattutto anche al Parco Don Emanuele che ci ha prestato la chiesetta ad hoc. Sì, no, sono stati tutti molto disponibili. Questo è stato, diversamente non sarebbe stato fattibile fare nulla. Anche un ringraziamento speciale va anche all'assessore alla cultura di Oristano. Benissimo, siamo praticamente in conclusione. La speranza, come tutti quei prodotti che sono prodotti, ognuno tiene la sua terra, tiene le sue origini, quest'opera ne è una dimostrazione, quindi dovrai adesso impegnarti a trovare il modo di poter fare questa cosa che venga vista, quindi che possa andare in un cinema ad Oristano, che possa andare in un cinema di paese, che possa essere proiettato in un circolo culturale, poter entrare in qualche emittente regionale, nella programmazione della rete. Quindi noi l'augurio, invece questo te lo faccio di cuore, è che prima o poi si veda da tutte le parti tutto quello che abbiamo detto.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte miele, cioccolafette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. L'amore in gabbia non è un racconto della redenzione, è un'inchiesta incarnata, un atto politico, un'indagine civile su cosa accade dentro e fuori il carcere quando si nega alle persone il diritto alla tenerezza, all'intimità, al corpo. Gianluca è cresciuto nel vuoto affettivo della periferia milanese, tra povertà materiale e silenzi emotivi. A 17 anni entra in carcere e da lì comincia la lunga storia di un corpo che si ammala, di droga, di violenza, di solitudine. 11 anni tra celle, istituti, cortili senza cielo, ma anche lo sforzo ostinato di riemergere, studiare, guarire, rieducarsi alla vita e al desiderio. Ha scontato la pena, ma non ha ancora smesso di fare i conti con ciò che il carcere gli ha tolto, il tempo, la pelle, il linguaggio degli affetti. Donatella Stasio lo ascolta, lo incalza, ne ricostruisce la traiettoria tra ghetto, detenzione, tentativi di rinascita e con lui racconta una storia che riguarda tutti, perché i corpi poveri, quando amano, fanno paura. In un'Italia che chiude le porte e smonta le tutele, questo libro apre una stanza dove finalmente si può parlare d'amore, anche e soprattutto dal fondo.
Lei è anche qui oggi a Cagliari, presenta il suo libro, ma poi nei prossimi giorni sarà anche all'Ordine dei giornalisti per parlare della comunicazione, che oggi è fondamentale per il nostro lavoro. Sì, la comunicazione è fondamentale sempre, e parleremo in particolare di quella istituzionale, che è sempre più difficile, lo è sempre stata, anche perché è accompagnata da una forma anche di diffidenza da diverse parti la si guardi. E io cercherò di raccontare la mia esperienza alla Corte Costituzionale, dove sono stata portavoce responsabile della comunicazione per 5 anni, dal 2017 al 2022, e dove c'è stata, qualcuno ha definito quegli anni di un profondo cambiamento, di una rivoluzione nella comunicazione appunto istituzionale. E cercherò di raccontare quella storia perché credo che ci riguardi tutti noi che facciamo informazione da qualunque parte della barricata stiamo, sia che la facciamo come comunicatori istituzionali, sia che la facciamo come giornalisti professionisti che lavorano con delle testate giornalistiche. Cosa porterà con sé della Sardegna dopo questi giorni? Oggi sono appena arrivata, ma sono sicura che mi aspetta, anche se per pochi giorni già l'ho capito, e porterò con me non solo un paesaggio meraviglioso, non solo delle tradizioni stupende, ma credo anche l'affetto e l'abbraccio, per rimanere al tema del libro e dell'amore, delle persone che mi hanno ospitato, delle persone che vorranno venire ad ascoltare il senso, il contenuto di questo libro, della storia di Gianluca, che è il protagonista della storia dell'amore in gabbia. Poi l'erata, riusciremo ad aprirla questa gabbia? Gianluca ci è riuscito e io cerco anche di indicare una strada nel libro, citando una bellissima poesia di Emily Dickinson, che dice: per chiudere un vuoto devi metterci quello che lo ha provocato. Perché se ci metti altro, se cerchi di chiuderlo con l'aria, si spalanca e diventa un abisso. Quindi noi dobbiamo cercare di chiudere il vuoto affettivo e di democrazia mettendoci dentro l'amore per i valori della nostra democrazia costituzionale. Questo è un libro sostanzialmente sull'amore, sul senso politico dell'amore dentro e fuori il carcere, in una democrazia costituzionale. Il mondo, vorrei dire, è attraversato da una desertificazione affettiva che sta diventando, anzi è già diventata una desertificazione democratica. C'è un grande vuoto di democrazia che finalmente adesso si comincia a vedere, ma che ha portato ad una regressione democratica nella maggior parte dei paesi del mondo. Gli osservatori internazionali ci dicono che solo il 20% della popolazione mondiale vive in paesi liberi. E quindi il problema è che bisogna vederle, queste desertificazioni affettive, questo vuoto emotivo, affettivo che ci circonda, che ripeto è un vuoto politico e di democrazia, perché soltanto vedendolo riusciremo ad alzare degli argini, a fermare queste regressioni democratiche. Dal lunedì 15 giugno è operativo il programma di protezione estiva per le persone più fragili durante le ondate di calore per prevenire rischi sanitari e sociali, rafforzare la rete di assistenza sul territorio e contrastare solitudine ed emarginazione. Sono questi gli obiettivi principali che si propone il programma Una città a misura di tutti, Estate Solidale 2026, promosso dal Comune di Cagliari. Non una risposta improvvisata alle alte temperature, ma piuttosto un sistema rodato nel tempo, costruito sulle linee guida ministeriali attive sin dal 2004.
Il piano infatti integra servizi sociali, assistenza sanitaria e collaborazione con il terzo settore, mettendo al centro del programma, che sarà attivo fino al 30 settembre, c'è il potenziamento dell'accoglienza per chi vive in condizioni di grave emarginazione o senza dimora, con strutture aperte più a lungo tutti i giorni della settimana e una rete diffusa di sedi nel capoluogo dell'isola. L'evoluzione del programma Estate Solidale, l'amministrazione ha subito raccolto la segnalazione che ci hanno fornito diversi cittadini e residenti a Santeria rispetto alla criticità della spiaggetta e ha prontamente ricevuto una rappresentanza con il vice sindaco proprio in un'ottica di collaborazione nel tentativo di trovare, se possibile, una soluzione condivisa. È stato sicuramente quello di cercare di incrementare gli interventi e i servizi presenti su tutti i settori di protezione sociale. Siamo partiti con dei servizi base, garantendo ad esempio l'estensione della permanenza oraria delle persone senza dimora che sono accolte appunto nei dormitori, l'ampliamento del numero di posti, per arrivare sempre più a potenziare, anche in collaborazione con le tante associazioni che si occupano di diritti delle persone in condizioni di disabilità, tra cui anche persone affette da patologie neurovegetative, cercando proprio di incrementare l'offerta socioassistenziale. Accanto all'accoglienza viene rafforzato lo sportello telefonico di ascolto attivo anche nei giorni festivi, un servizio gestito con il supporto della Croce Rossa Italiana, pensato per raccogliere segnalazioni, offrire orientamento e attivare interventi tempestivi in caso di bisogno. È prevista anche una più ampia disponibilità di accoglienza per le persone in situazione di grave emarginazione e per le persone senza dimora 7 giorni su 7 e in tutte le 8 sedi gestite in collaborazione con le associazioni Donne al Traguardo, Ozanam e Fondazione Caritas San Saturnino. Importante ovviamente potenziare le attività in emergenza che sono finalizzate a dare una risposta rispetto ad evitare che le persone in condizioni di fragilità escano durante le ondate di calore, e quindi il programma sarà attivo dal 15 giugno fino al 30 settembre, ma inevitabilmente l'obiettivo è di potenziare gran parte degli interventi tutti i giorni dell'anno. Il programma prevede inoltre il potenziamento degli interventi in essere rivolti alle cittadine e ai cittadini in condizioni di disabilità. Un ruolo fondamentale è affidato anche alla cittadinanza. L'assessorato ai servizi sociali del comune invitano infatti i residenti a segnalare situazioni di disagio nei quartieri e nei condomini, contribuendo così a costruire una rete di solidarietà diffusa capace di intercettare i casi più nascosti. Tra le azioni più rilevanti del piano rientra il servizio di accompagnamento gratuito alla spiaggia del Poetto rivolto agli over 70 e alle persone con disabilità. 2 mesi dedicati con percorsi programmati in città consentiranno ai beneficiari di raggiungere il mare in sicurezza nelle ore mattutine. Nel programma sono previsti molteplici interventi che hanno come oggetto la tutela delle persone in condizioni di disabilità, permettendo l'accesso alle spiagge del lungomare, nonché un'attenzione per le persone con disabilità gravissime, le attività rivolte ai minori che spesso non possono permettersi di accedere alle spiagge o ai centri estivi per mancanza di reddito, nonché un intervento fortemente voluto per promuovere l'invecchiamento attivo, quindi attività di socializzazione e gite turistiche che sono dedicati a tutti gli anziani della città. Cofimer, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp.
Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione, l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Lo slogan è: non siamo nati per protestare ma per proporre. A seguire un messaggio ben chiaro. Le nostre sono proposte concrete per migliorare la competitività del sistema produttivo sardo, a partire dal tema della continuità territoriale delle merci e dal riconoscimento del gap insulare. Sono una quarantina e si presentano come ambasciatori di Sardegna. Un movimento spontaneo che riunisce le imprese dei settori agricolo, agroalimentare, industriale, logistico, dei trasporti e dei servizi, espressione di un sistema produttivo che rappresenta complessivamente diversi miliardi di euro di fatturato e migliaia di lavoratori. All'iniziativa hanno partecipato nel fine settimana organizzazioni di rappresentanza, tra cui Confindustria Sardegna e Coldiretti. Nel corso della conferenza sono state presentate alcune proposte concrete per migliorare la competitività del sistema produttivo isolano, che riguardano non soltanto le imprese, ma il futuro economico e sociale dell'intera Sardegna, con l'auspicio che l'iniziativa possa trovare spazio nel dibattito pubblico e nell'informazione regionale. Panorama Sardo non poteva mancare. Intanto la cosa più sensazionale di questa situazione è che tante imprese sarde di grande importanza, perché comunque alla fine siamo diventati tanti ad aderire a questa associazione di ambasciatori e uniti per lo stesso scopo, per cui è la prima volta credo che si verifichi una cosa di questo tipo, cioè che le imprese sarde con uno scopo comune si uniscano e creino rete. Come andrà? Andrà. Lo scopo di questo è proprio cercare di abbattere o di unificare o di pareggiare i costi di trasporto che penalizzano la Sardegna, perché la Sardegna è già un'isola ed isolata, per giunta non è competitiva coi costi e quindi non è competitiva con i propri prodotti. Quindi importare ed esportare è molto più oneroso che nella penisola, quantomeno chiediamo una parità che c'è dovuta.
focus di questo progetto è far mettere a conoscenza l'opinione pubblica, ma soprattutto i nostri politici, di quelli che sono i nostri problemi. I nostri problemi di insularità vuol dire non trovare posto sulle navi con le nostre merci, non trovare il giusto costo del trasporto delle nostre merci, perché se oggi noi vogliamo portare una pedana di gavina dall'altra parte del mare, a me costa 4 volte quello che un produttore pugliese che produce un bancale di anguri, dunque non sono più competitivo. Posso raccontargliela che la Sardegna è bella, che il mio prodotto è più bello, ma quando tu non sei competitivo con i prezzi ci viene impossibilità di lavorare, dunque questo è quello che dobbiamo cercare di trasmettere, e che i nostri politici sardi e italiani arrivino a Bruxelles con delle proposte intelligenti e serie per darci quella competitività. Non abbiamo scelto noi di nascere qua, siamo nati qua e dobbiamo vivere qua, dobbiamo cercare di far crescere questa regione. Beh, io amo le avventure, mi piacciono molto e questa è un'avventura bella, fatta con tantissimi amici, veramente trasversali, e per cui mi piace molto, una bella avventura. Qual è il vostro obiettivo? Il mio obiettivo è di farci riconoscere che siamo un'isola, non so se ancora non si è visto, non si è capito, di farci riconoscere l'insularità, perché con l'insularità abbiamo delle problematiche che non sono uguali alle altre regioni, e per cui vogliamo soltanto essere uguali con tutti gli altri. Sicuramente nasce con un progetto ambizioso, con un'esigenza da parte delle imprese che producono in Sardegna di portare la voce, di avere il diritto dell'insularità ormai sancito dalla Costituzione, e di difendere la nostra terra. Questo gruppo è aperto? Si potranno aggiungere altri nominativi, altre imprese? Assolutamente, l'auspicio è quello che ci siano più imprese che rappresentano la Sardegna come portavoce per questo bellissimo progetto. E siamo in chiusura di questo speciale dedicato all'evento Ambasciatori di Sardegna. Ne parliamo con Confindustria, che proprio in Consiglio regionale ha chiesto 70 milioni per i prossimi 3 anni per confrontarci con una continuità territoriale merci che è assolutamente un grande problema. Sì, ormai da oltre 18 mesi, da quando è entrata in vigore l'ETS, ma insomma situazione aggravata poi dal caro carburanti, il prezzo del trasporto delle merci, soprattutto via mare, è diventato insostenibile. La Sardegna, lo segnaliamo da tempo, vive ormai in condizioni di assoluta disparità rispetto a regioni sia italiane che europee, e questo sta creando non solo problemi di competitività ma della stessa sopravvivenza delle nostre imprese. Imprese che si sono riuniti in un gruppo, Ambasciatori di Sardegna, che vale migliaia di posti di lavoro, che vale molti soldi in termini di fatturato. Con quale obiettivo? Ma l'obiettivo è quello di fare rete. Noi con Confindustria Sardegna, lo diciamo da anni, ci siamo già raccordati con tutte le associazioni di categoria, e con questo progetto stiamo mettendo insieme associazioni di categoria, imprese, le più importanti naturalmente della Sardegna, soprattutto quelle impattate dal problema del caro trasporto merci, quindi agroalimentare, lapidio, manifatturiero e tutto il sistema dei trasporti. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.